Ok, a questo punto gioco magari, se vuole giocare, che giochiamo G3, torre per C2, torre F2. Non so se c'è abbastanza tempo per vincere. Affascinante questa cosa. Proviamo a lanciare una sfida su chess.com. Vediamo chi accetterà. Ok, c'è accettato un giocatore con 1906 punti dell'Esotto. Dov'è l'Esotto? Ok, giochiamo E4. Proviamo a giocare in modo aggressivo. E4, G6 di 4. Si gioca la moderna, cavallo C3. Che giochiamo F4. L'attacco austriaco, un sistema super aggressivo. C6, alfiere di 3. Non credo che C6 sia la mossa migliore. Adesso abbiamo arroccato. Ok, e se adesso giocassi in stile Grand Prix, donna E1, non so se sia la mossa migliore. Voglio giocare donna E1, donna H4. Poi magari gioco, ok, ci ho giocato così. Ora non so se F5, prima prendere, poi F5. Prendiamo e poi F5. Questo schema mi sembra sospetto per il nero, perché ora voglio giocare alfiere G5 oppure alfiere H6, cavallo G5, provare a dare matto. Allora, adesso due piani. Piano numero 1. Allora giocare alfiere G5 ignorando. Piano numero 2, alfiere H6, cavallo G5. Piano numero 3, alfiere C4. Per provare a creare un attacco raggi X. Proviamo a pensare. Allora, a me istintivamente piace molto alfiere C4 perché crea un fortissimo attacco contro F7. Di fatto non saprei bene come possa difendersi il nostro avversario se giochiamo così. E andiamo, no? Alfiere C4. A volte bisogna un po' prendere dei rischi. Non so se siamo noi che stiamo prendendo i rischi. Diciamo che anche tolto la torre dalla difesa di F7. Ora potrebbe fare un trucco, giocare cavallo per E4 per cambiare le donne, perché così se prendo in E4 magari cambia le donne, poi riprende in E4, ma su cavallo per E4 penso che lo frego perché gioco F per G6, se cambia le donne, ha giocato G per F5, oh mio Dio, ma sogno il son desto, non si sta aprendo l'arrocco, cioè ora potremmo spalancare la sua posizione, non può essere buona questa cosa. Allora adesso potrei giocare alfiere H6 per poi attaccarlo, cambiargli, sfianchettarlo e poi attaccarlo. Alfiere G5 potrebbe essere un'altra mossa per far passare l'alfiere, poi mettere la torre in D1. Ma questo non può essere buono. Non so se alfiere H6, alfiere H6 è la mossa che mi piace di più. L'istinto dice alfiere H6, seguiamo l'istinto, oppure alfiere H6 potremmo giocare, la torre in D1 potremmo giocare, il cavallo in G5, anche alfiere G5 mi piace, perché non giocare la mossa che ci piace? Alfiere G5 e andiamo, alfiere G5. Non so se è buona, però sicuramente ci si diverte. Ho tutti i pezzi addosso al suo re, non ho ancora calcolato le estreme conseguenze di alfiere G5, forse toglie la casa per il cavallo, però è promettente, quando qualcosa è promettente. Cavallo per E4, oddio, cavallo per E4, ma davvero si può giocare così? Cavallo per E4, ok, quindi su torre D1 per dare scacco in B6. Potremmo giocare cavallo per E4, prendo ancora di più la colonna. Giochiamola, cavallo per E4. Ok, va bene, guardiamo questa posizione, interessantissima. Ora, piano numero 1. Prendo in F6, prendo in F6, prendo in F7. Re per F7, donna per H6, dovrei avere un attacco terribile. Potrei giocare torre D1, ma scacco in B6. Qualcosa mi dice che vinco con alfiere per F6. Attaccando la donna, su donna per F6, cavallo G5 vince. Tutti i miei pezzi attaccano, su alfiere per F6, alfiere, quindi ho detto che alfiere per F7 dovrebbe vincere. Allora, se non mi prendesse, magari potrei iniziare prendendo in F7 prima, per evitare sorprese, tipo che lui non mi prenda. Ora prendo quindi prima in F7, e però se non mi prende poi materiali in meno, dovrei vincere. Ok, quante riflessioni. Ora prendo prima in F7, re per F6, alfiere per F6. Magari mi dà scacco, difficile calcolare tutto. Donna per F6, cavallo G5, su alfiere per F6, donna per H7, o cavallo G5 intermedia, Re 7, donna per H6. Allora
Se i miei calcoli non sono errati, vinco. Alfiere per F7. Re per, alfiere per F6, donna per F6, cavallo G5, alfiere per F7, re per F7, alfiere per F6, alfiere... Allora, alfiere per F7, un minuto, re per F6, alfiere per F6, alfiere per F6, cavallo G5 scacco, re G6, donna per H7, re per G5 e mi scappa. Quindi gioco alfiere per F6, alfiere per F6, alfiere per F7, re per F7, cavallo G5, re G6, donna per H7, re per G5, H4, re G4. Ok, prendiamo prima in F6 perché non la vedo ancora chiara. Così vado avanti una mossa nel calcolo. Oh, donna per F6, ho sbagliato subito. Cavallo G5, adesso vinciamo per attacco, credo. Che tutti i pezzi arrivano. Qua ho sbagliato. Dopo verifichiamo la combinazione. Qua minaccio F7, minaccio la donna, minaccio H7, game over. Mi dispiace, ma qua si vince. Ora giochiamo alfiere per F7. Ora a questo punto vorrei guadagnare molto materiale, no? Se possibile. Va bene, a questo punto potrei prendere la torre, ma forse ancora meglio mantenere tutto. Poi magari torno indietro e entro in F7. Che abbiamo poco tempo, quindi probabilmente non riusciremo ormai a vincere in un finale. Bisogna provare a vincere per attacco. Quindi vediamo, adesso minacciamo cavallo F7. Non so se ci sarà tempo sufficiente per portare a casa la partita, però questo ok. Ho molto poco tempo. Stavo calcolando tutta una combinazione che alla fine non si è verificata. Questa partita comunque dovrebbe essere vinta perché abbiamo 30 secondi, abbiamo qualità in più, dovremmo vincere. Ok, dai, giochiamo il finale. Ho detto che non c'era tempo per vincere il finale. Forse mi sbagliavo, forse riusciamo a vincerlo. Vediamo, inizio a mangiargli tutto, no? Ok, adesso magari inizio a prendere. Ok, a questo punto gioco magari che vuole giocare, che giochiamo G3, torre per C2, torre F2. Non so se c'è abbastanza tempo per vincere. Affascinante questa cosa. H4. Vediamo se abbiamo tempo per vincere. Ok, molto poco tempo. Forse poi entriamo in F7. Torre F7. Attacchiamo B7. Bisogna mantenere il sangue freddo. H5. Voglio prendere l'alfiere. 10 secondi. È un po' emozionante. Continuiamo l'attacco. 9 secondi. Però prendiamo in G6, poi abbiamo reti di matto. Vediamo se ce la facciamo. Torre per G6. 8 secondi. Prendiamo l'alfiere in G7, no? Dovremmo creare reti di matto e vincere. Torre per G7. H6, minaccio matto in 2. Vediamo se ce la facciamo. Minaccio matto. Re G8, torre G7, matto. Ok, la partita è andata bene. Analizziamola. Non so, vediamo quante sciocchezze sono state fatte. Vediamo cosa dice il motore. Ora è 4, anche fin qua tutto bene. Ho perso tantissimo tempo analizzando, però non era divertente. Beh, è divertente non andare in Zynot. Ok, qua vediamo questa posizione. Questa è un'apertura oscena da parte del nero. Più 1,50 per il bianco, dice il motore, 1,60, quasi più 2. Il motore preferisce forse giocare H3 per evitare entrate in G4 o giocare I5, però donna E1 dice che è buona. Ma mi gioca cavallo di 7. E5 dice che è fortissima, io gli lascio giocare E5. Ah, donna H4 non gli piace, dice che è pari con E5. Mi ho sbagliato tutto. No, è che questo motore anche di chess.com è debole. Ora ho giocato E5, sto facendo la revisione della partita, ho giocato un'apertura a caso che non conosco bene, quindi non so bene quali sono le valutazioni dei motori ad alte profondità a priori. E qua è difficile lasciarsi guidare solo da un istinto posizionale giocando questa posizione per la prima volta, però qua penso di stare meglio, però al motore non piace questa posizione, non si finisce mai di imparare, cioè sembra che sia una posizione orribile, sembra che lo sto attaccando con tutte le mie forze, che il motore dice che lui gioca G per F5,
Se gioco per F5 E4 con forchetta, impassibile. Ma questo che cos'è? Poi il motore dice che è parità con alfiere per E4. Non sto capendo nulla. Ho un pedone in più. Lui non ha il pedone G, questo è un altro gioco. Addirittura potrei giocare così sacrificando tutto. Interessante, no? Umanamente molto difficile da giocare. Ok, va bene, qua ho giocato cavallo C5. Va bene, a questo punto qua il motore preferisce F per G6, gioco alfiere C4. Giocare poi cavallo G5 e dice, ecco qua, appena ho fatto questa mossa il motore non piaceva. Il motore diceva vantaggio nero. Ci va un momento meno 0 e qualcosa. A questo punto, quando pensa dirà che è pari. G per F5, ecco qua. Tante mosse candidate. Vediamo, la più forte dice che alfiere G5. Ale. No, però continuo a cambiare, che sono deboli questi motori, che ho tante mosse, alfiere H6, alfiere G5, cavallo G5. Ora preferisce alfiere G5, dice che sto meglio. Non so se forse oltre mosse, sì, alfiere G5 è andata bene. A questo punto ho giocato cavallo per E4, che deve essere sbagliata. F per E4 io pensavo, però il motore dice che vinco con alfiere per F7. La stessa combinazione che avevo in mente. Alfiere per F6, su donna per F6, cavallo G5 vinco, su alfiere per F6, donna per H7 più 10. Perché? Perché su alfiere G7, scacco di scoperta e matto in poche, non può andare in E6, unica mossa legale Re 7, donna per G7, qua matto in poche, si vince. Cavallo di 3, unica, cavallo per E4, game over. No, ma si vince. E se gioca Re E6, cavallo G5, 2 punti esclamativi, bellissima, su Re di 6, torre di 1 vince, su alfiere per G5, donna F7, torre di 1, cavallo di 3, cavallo per 4, matto, bellissima, re dominato. Va bene, quindi F per 4 perdeva. Quindi lui ha giocato, no, cavallo per 4, questo cavallo no perché perde la donna. Ha giocato cavallo per 4, questa è una posizione d'attacco bellissima, cavallo per 4, F per 4, ecco adesso vediamo, qua tutte le mosse devono stare meglio, anche cavallo di 2 che non avevo pensato, ma la mossa che vinceva, sì, poi non l'ho fatta per pigrizia, alfiere per F7 vinceva, ho calcolato che attacco, re per F7 e ora alfiere per F6, quindi qua io avevo capito che vinceva però per pigrizia, poi non l'ho fatto, ho pensato gioco prima questa e poi gioco alfiere per F7 dopo, ma vediamo un attimo. Allora su donna per F6 come in partita, cavallo G5 vinco perché guadagno la donna, game over. Se gioca alfiere per F6, ecco qua stavo pensando donna per H7 o cavallo G5, questo non lo vedevo chiaro, c'è una bella differenza, donna per H7 è solo più 2, solo, tra virgolette, è molto più 2, cavallo G5 più 15 più 16, vuol dire matto in poche. Quindi vediamo un attimo, su re G8 ovviamente avevo visto matto, su re F8 avevo visto per esempio, beh, anche torre per F6, questa non l'avevo ancora vista, attacco doppio e vinco, non avevo visto donna H6 e vincono, matto, l'alfiere inchiodato, e su re 7 donna per H7, questa l'ho vista, alfiere G7 vinco, re di 6, torre di 1 e vincono, o torre per e vinco, cioè gli do matto da tutte le parti, gli cade tutto, perde anche la camicia, anche qua vincono, re di 6, minimo torre per F6, torre di 1, cioè vinco in tutti i modi possibili e immaginabili. E poi non vedevo come vincere dopo re G6, per questo sono stato pigro. Ah, caspita. E che io qua pensavo, qua dice che ci sono 2 modi per vincere il motore. Donna per H7 che stavo vedendo, non lo vedevo chiaro, H4 stavo calcolando tutte queste cose, re G4 che qua, io pensavo donna per E4, ma non vedevo chiaro, cioè ho visto che avevo il perpetuo ma non vedevo come vincere. Effettivamente il motore trova donna G6 e su re per H4 dice torre E1 con matto in 9, ma non avevo visto tutto questo in un minuto. E torre per F6 con matto imparabile, sì, qua si può vedere che molto probabilmente il nero perde e minaccia re H2 e G3 per dire, so, da scacco noi portiamo su il re, lo usiamo per dare matto. No, qua si poteva vedere che avrei potuto entrare, avere minimo il perpetuo e probabilmente si vince intuitivamente. Però ancora più bello, gioco questa combinazione G4 con matto in poche, spettacolare, cioè mi può anche dare scacco ma non serve a nulla e perde. Minaccio donna H5, re G7 donna per H7, se difende H7 scacco e matto,
Su... Se gioca alfiere per G5, scacco. Scacco. E matto. Non avevo visto G4, amici, chiedo scusa. G4 vince. E donna per H7, approfondendo o affinandomi all'intuito, avrebbe vinto. Va bene, quindi qua non entro in questa variante, gioco alfiere per F6 dicendo se gioca alfiere per F6 gioco alfiere per F7 ora, anche se è diverso perché mi poteva giocare Re H8 e non ho più la vittoria forzata, per questo era meglio iniziare con alfiere per F7. Allora alfiere per F7 e Re H8 stavo sempre molto meglio così, ma non vincevo immediatamente, soprattutto con 44 secondi contro 4 minuti. Avendo in gioco donna per F6, ora questo deve essere un massacro. Palo G5, donna H6, fiere per H7. Adesso qua in modo ridicolo non prendo il finale stravinto, ma voglio provare a vincere il medio gioco. Dopo donna G3, comunque dopo devo di nuovo prendere la qualità. E poi questo finale deve essere vinto. L'unica cosa è che ho sempre poco tempo, non so se sono stato preciso. Probabilmente potevo provare a difendere C2, ma qua poi ovviamente se gioca bene mi fa perdere per il tempo, però qua gli ho creato dei trucchi, un attacco diretto contro il suo re. Qua forse l'unico modo era giocare così, ma penso che con 9 secondi ho ancora chance di vincere perché gioco tutto sulle case bianche, vado a mangiargli i pedoni, vado a donna, cioè non metto mai pezzi quasi sulle case nere e dovrei vincere. Dopo torre di 4, qua rete di matto, torre per G7, H6, caccio matto. E qua vinco perché questa rete di matto, game over. Una partita molto interessante, che ne dite? Ci vediamo presto con altre partite? Perché no?